Amici all'ascolto, buon pomeriggio, un sole praticamente estivo conforta la prima giornata della 64esima edizione del concorso ippico internazionale di Piazza di Siena, importante perché cade a 2 mesi dai Giochi Olimpici di Atlanta. L'Italia ha cominciato con il piede giusto, se è vero che nel premio delle Azalee categoria a tempo si è registrata una doppietta azzurra, vittoria per Enrico Gasperini su oro, davanti a Valerio Sozzi che ha montato Gaston M. Mentre vi parlo è in corso una categoria mista, per ora accedono al barrage 4 binomi, Filippo Moyerson, Loro Piana Duganò, poi Michel Robert per la Francia su Oleto, quindi il brasiliano André Johan Peter su Jotter Calais e ancora per l'Italia Gianni Govoni su Idalò. Ancora 2 notizie prima di restituire la linea, purtroppo sono sfumate le flebili speranze dell'Italia di partecipare a livello di squadra alle prossime Olimpiadi, infatti non c'è stato il previsto forfait dell'Argentina che ha confermato la propria adesione. E poi un lutto nel mondo del salto ostacoli, è morto stroncato da un attacco cardiaco il tedesco Fritz Ligges, campione olimpico a squadre a Monaco 72, poi nel 64 a Tokyo 2 bronzi, un bronzo a squadre alle Olimpiadi di Los Angeles, aveva 57 anni. Collegamento diretto per seguire questa categoria mista a partire dalle 16:40 sempre su questa rete. La linea torna ad Andrea Fusco. Per adesso passiamo alla prima sintesi con Piazza di Siena. Claudio Icardi, puoi tenere la linea fino alle ore 18. Grazie Andrea Fusco, amici all'ascolto, buon pomeriggio. Sotto il sole, la prima giornata della 64esima edizione del concorso ippico internazionale di Piazza di Siena. Un'edizione importante perché cade a 2 mesi dai Giochi Olimpici di Atlanta e in chiave olimpica immediatamente una notizia: si è praticamente smarrita la flebile speranza che aveva la squadra italiana di partecipare ai prossimi Giochi. La cosa sarebbe stata possibile in caso di defezione da parte di una delle nazioni che ha ottenuto il diritto d'accesso ai Giochi, invece l'Argentina ha fatto sapere di accettare l'invito e dunque l'Argentina andrà ai Giochi Olimpici, mentre la squadra italiana non sarà rappresentata a livello di equipe ai Giochi, una rappresentanza unicamente individuale, probabilmente parteciperanno 2 cavalieri azzurri. Mentre vi parliamo è in corso il premio Aventino, una categoria mista. Fra breve vi darò il nome dei binomi che si sono qualificati per il barrage. Intanto qualche dato sulla 64esima edizione del concorso ippico internazionale di Roma: 10 le nazioni partecipanti, si tratta di Belgio, Brasile, Danimarca, Francia, Germania, Giappone, Italia ovviamente, Nuova Zelanda, Olanda e Svizzera. Sono assenti gli inglesi. In rappresentanza dei colori italiani 23 cavalieri, 8 scelti dal tecnico federale Henk Noren, 15 qualificati dopo le prove di Cervia e Ro. La squadra ufficiale italiana è composta da Arnaldo Bologni, Natale Chiaudani, Guido Dominici, Jerry Smith, Valerio Sozzi. I momenti clou di questo concorso, ve li ricordo: venerdì Coppa delle Nazioni, sabato la prova di potenza molto spettacolare, domenica il Gran Premio Roma abbinato alla Lotteria Nazionale in coabitazione con l'antica regata delle Repubbliche Marinare. Il concorso sarà concluso come di consueto dal carosello dei Carabinieri in notturna. Anche quest'anno prosegue l'esperimento con gli appuntamenti serali sotto i riflettori, una sola gara internazionale sotto le luci, precisamente domani sera con la disputa della categoria a 6 barriere. I Cavalieri Azzurri hanno cominciato questo concorso internazionale nel migliore dei modi. Nel primo pomeriggio il premio delle Azalee categoria a tempo ha registrato il successo di Enrico Gasperini in sella ad oro, 0 penalità nel tempo di 68,55. In seconda posizione un altro azzurro, Valerio Sozzi con Gaston M,
0 penalità 70-38, poi l'olandese Peter Gering su LBH Granata, 0 penalità 72-46, in quarta posizione un cavaliere di assoluto prestigio, il francese Michel Robert, in sella Vondin, 0 penalità 74 e 94. Ed ora addentriamoci in questo premio Aventino che mentre vi parlavo ha registrato un altro accesso al barrage. Si tratta di Rob Herrens per l'Olanda, in sella a Jonghorst Stolen Thunder. Nessun errore agli ostacoli, dunque il binomio olandese accede al barrage, un barrage a cui hanno diritto per il momento Filippo Moyerson, Italia, Loro Piana Duganò, per la Francia Michel Robert su Oleto, poi il brasiliano André Johan Peter su Jotter Calais, quindi un altro azzurro Gianni Govoni in sella a Idalò, poi ancora un italiano Arnaldo Bologni che monta Ailin, quindi lo svizzero Grégoire Oberson su Showtime, il campione del mondo in carica il tedesco Frank Schlotak su San Patrignano Veri, l'altro italiano Natale Chiaudani su Rheingold de Luynes, e quindi, come anticipato, il nono binomio qualificato per il barrage, l'olandese Rob Herrens su Jonghorst Stolen Thunder, ed ora è in campo per il Giappone Taizo Sugitani su Countryman, un castrone baio nato nel 1979 in Irlanda. Taizo Sugitani è nato a Osaka, è figlio del tecnico nazionale giapponese e fa parte di una famiglia interamente votata all'equitazione, proprietaria di un centro equestre vicino a Tokyo, già da circa un mese in Italia per preparare l'appuntamento romano con il cavaliere giapponese e il suo Countryman. Andiamo dunque a scoprire le insidie di questo tracciato. Il percorso base ha una lunghezza di 490 metri, il tempo massimo di 84 secondi, il tempo limite di 168 secondi, 12 ostacoli per 15 salti, ci sono 2 combinazioni, una doppia gabbia e una gabbia. Sta intanto per ultimare il suo percorso Taizo Sugitani, 4 penalità, errore proprio all'ostacolo conclusivo, l'Oxer 1,45 m per 1,70 m. Sfuma dunque per Taizo Sugitani la possibilità di accedere al barrage. È atteso in campo Emanuele Castellini per l'Italia. Su Desire, numero 103 di testiera. Dunque faremo conoscenza con il percorso proprio seguendo Emanuele Castellini, un percorso tracciato dallo chef de piste, dal direttore di campo Marcello Mastronardi, che da oltre 20 anni allestisce gli ostacoli, i campi gara di Piazza di Siena. Fra l'altro un augurio a Marcello Mastronardi, perché mentre stava lavorando proprio qualche giorno fa ha subito un incidente, per lui 4 costole incrinate, addirittura dei punti di sutura, però è regolarmente, stoicamente al proprio posto. Dunque studiamo il percorso con Emanuele Castellini che monta Desire, un castrone dal mantello Sauro di 11 anni di origine olandese. Si parte con la triplice 1,40 per 1,70, superata senza errore da Castellini. Il numero 2 è un verticale su cancello, 1,45 m. Dopo questo dritto si piega a mano destra per affrontare il passaggio di sentiero ingresso di villa, 1,43 per 1,60, quindi verso il numero 4, un Oxer 1,45 per 1,60. Poi
il numero 5 una doppia gabbia, l'elemento d'ingresso un verticale su siepe 1,45, l'elemento intermedio un Oxer tavole e barriere 1,45 per 1,60, l'elemento di uscita intanto c'è errore da parte di Castellini, vi dicevo l'elemento d'uscita un verticale di barriere 1,45, la luce fra il primo e il secondo elemento è di 7,70 m, fra il secondo e il terzo di 10,40, quindi un falso largo 1,45 per 1,80, il numero 7 è il fosso, acqua per 2 metri, poi le barriere 1,05 m, ancora 2 metri da superare. Si va al numero 8, un verticale ponte rialto 1,45, quindi un'altra gabbia, l'elemento iniziale è un passaggio di sentiero 1,42 per 1,60, quello di uscita un verticale di 1,45, la luce è di 7,50 m. Il numero 10 l'Oxer dei Tempietti, intanto rivediamo rallentato l'errore di Castellini, l'Oxer Tempietti 1,45 per 1,65, gli ultimi due ostacoli, il numero 11 un verticale di tavole e barriere 1,45, l'ostacolo di chiusura l'Oxer 1,45 per 1,70. Il totale per Emanuele Castellini è di 4 penalità in sella a Desire. Ora un cavaliere francese di grandissimo prestigio, si tratta di Hervé Godignon in sella ad Atmosphere terzo. Hervé Godignon è nato nel 52, figlio di due giornalisti appassionati di cavalli. Da giovane si è cimentato anche in gare di dressage, poi ha preferito la strada del salto ostacoli. Un palmarès davvero infinito per Hervé Godignon, vecchia conoscenza degli appassionati romani che ne hanno apprezzato la classe. 2 volte alle Olimpiadi, ha concluso quelle di Barcellona con il bronzo a squadre, il 4º posto individuale in sella a Quidam de Revel, cavallo con cui nel 93 ha vinto il Gran Premio Roma. Per lui 6 gettoni di presenza nella finale di Coppa del Mondo, 3 volte ai campionati d'Europa. Intanto non è certo un percorso da tenere in videoteca quello di Hervé Godignon, sono già 12 le penalità per il cavaliere francese che monta una femmina di 10 anni di origine francese, squadra transalpina ovviamente favorita per la Coppa delle Nazioni che si disputerà venerdì 10, le nazioni in gara. Il concorso ippico avrà anche un appendice dal 31 maggio al 2 giugno con il campionato nazionale per società e il campionato nazionale pony. Conclude la sua fatica Hervé Godignon, un bottino insolito per lui, 16 penalità e un quarto, dunque rimangono 9 i binomi qualificati per il barrage. A bordo campo c'è anche il collega Alessandro Fabretti che potrà fornirci qualche intervista, qualche scambio di opinioni con i cavalieri. Sfrutteremo Fabretti soprattutto nell'intervallo che separa la fine del percorso base dall'inizio del barrage. 9 cavalli al termine del percorso base di questo premio Aventino, dopodiché avremo il... Per quanto riguarda le novità di questa 64esima edizione del concorso internazionale romano, vanno segnalati i bonus economici che verranno messi a disposizione dei cavalieri, 200 milioni per la squadra che riuscirà a ultimare i percorsi di Coppa, complessivamente con il netto, 0 penalità complessive, 100 milioni nella categoria di potenza per chi riuscirà a superare il muro a 2,35 m, 100 milioni per chi nella gara delle 6 barriere in programma domani sera supererà i 2,10 m. Dunque
incentivi interessanti, e di questo, a mio avviso, si gioverà soprattutto la categoria di potenza, che ultimamente era stata un po' disertata dai cavalieri. Sono molto pochi gli specialisti in circolazione. Intanto in campo per la Germania Thomas Scheppers su Limerick. Scheppers è nato nel 58, vive in Westfalia. Suo primo risultato di rilievo, la vittoria nel Gran Premio di Neumünster. Ha vinto nel 93 la Coppa delle Nazioni di Sopot, poi piazza d'onore nella prova a squadre ai concorsi internazionali di Dublino e Washington. Nella circostanza monta Limerick, un castrone baio di 10 anni di origine tedesca, è un Holsteiner. È netto finora il percorso del cavaliere tedesco. Dovremo ancora seguire i percorsi base di François Matty, di Davide Gorla, di Alvaro Miranda, di Yoshihiro Nakano, di Urs Fa, di Roberto Arioldi, di Rodrigo Pessoa, una delle stelle di questo concorso internazionale, e poi di Marcelo Artiaga. Intanto è netto il percorso per Scheppers, è il 10° binomio qualificato per il barrage. Thomas Scheppers, Germania, in sella a Limerick. E si tratta del 10° percorso netto, quello di Thomas Scheppers. 10° binomio qualificato. 10 concorrenti qualificati per il barrage. Filippo Moyerson per l'Italia, Michel Robert Francia, André Johan Peter Brasile, Gianni Govoni Italia, Arnaldo Bologni ancora un azzurro, Grégoire Robertson Svizzera, Franke Schlotak Germania, Natale Chiaudani Italia, e poi Rob Herrens Olanda, Thomas Scheppers Germania. In campo per il Belgio François Matty Junior in sella a Fior, un castrone baio nato nel 1987 di origine olandese. François Matty, figlio d'arte, vive a Remouchamp, ha debuttato in campo internazionale poco tempo fa, partecipando al circuito di Coppa del Mondo. Intanto il regista Roberto Gambuti occupa gli spazi vuoti fra un percorso e l'altro, inviando delle cartoline, speriamo gradite a voi teleascoltatori. François Matty Junior per il Belgio. Tornando alla Coppa delle Nazioni in programma venerdì, ovviamente favori del pronostico per la Francia, che si era imposta nell'edizione dell'anno scorso, però temibilissima la squadra tedesca. Negli ultimi 3 anni vittoria nel 93 per la Germania, nel 94 per la Svizzera e lo scorso anno per i francesi con Hubert Bourdi, Alexandra Lederman, Hervé Godignon e Philippe Rosier. Di quella squadra quest'anno vedremo all'opera Alexandra Lederman ed Hervé Godignon, non troppo fortunato in questo premio Aventino che stiamo seguendo in diretta, giornata inaugurale della 64esima edizione del concorso ippico internazionale di Piazza di Siena. È netto fino a questo momento il percorso di François Matty. Il primo errore per il cavaliere belga all'elemento di ingresso della gabbia. Ancora un ostacolo da superare, si tratta dell'Oxer 1,45 per 1,70. Ovviamente in questo percorso base la selezione, la differenza fra un cavaliere e l'altro si è avuta sulle combinazioni. 4 le penalità per François Matty e per Fior. Ora per l'Italia Davide Gorla su Lord Van Hessen.
Subito uno squarcio d'azzurro sul concorso internazionale romano, grazie alla vittoria di Enrico Gasperini, capitano Gasperini, che si è imposto nella categoria tempo in sella ad oro. Debuttante al concorso internazionale romano, non poteva esordire in modo migliore. Tra l'altro si tratta di una doppietta, perché in seconda posizione in quella gara si è piazzato Valerio Sozzi con Gaston M, che sarà uno dei binomi che difenderà i colori azzurri in Coppa delle Nazioni. Per l'Italia dunque Davide Gorla in sella a Lord Van Hessen, un castrone dal mantello grigio di 8 anni, di origine belga. Gorla è di Milano, fratello di un altro cavaliere di salto ostacoli, Gianluca. Salito da juniores ai vertici nazionali e ha collezionato una partecipazione ai campionati europei under 18 nell'88 e ha vinto il Gran Premio di Reims in sella a Epinel, medaglia di bronzo ai campionati nazionali Young Riders, sempre con questo cavallo. È da 4 anni nell'aeronautica, è sergente e monta presso un impianto di sua proprietà vicino a Pavia. Ha come istruttore dal 91 Roberto Arioldi. Ripeto, 10 i binomi qualificati per il barrage di questo premio Aventino. Anche qui una confortante presenza italiana. Davide Gorla va ad affrontare il fosso